Il Festival letterario Treviso Giallo, in città dal 27 al 30 marzo, si arricchisce di eventi e attività collaterali come chiesto dal comune di Treviso. Mistero, tra gialli e polizieschi, ma anche legalità e giustizia verranno declinati sotto diversi punti di vista in questa settima edizione del festival organizzato da Accademia Veneta. Si inizia con un omaggio a Treviso con l'Italia delle serie TV, avremo ospite Giuseppe Battiston e l'attore Marco Rossetti, avremo Gabriella Genisi, Fulvio Ervas e così spiegheremo come insomma, le fiction sono anche un veicolo di promozione turistica. La sera poi la proiezione del docufilm Magma, Mattarella delitto perfetto, con la partecipazione anche di Attilio Bolzoni, giornalista dell'antimafia, e della regista trevigiana Giorgia Furlan. Gran parte degli appuntamenti sarà ospitato nel museo di Santa Caterina. Non mancheranno personaggi simbolo del genere come Sherlock Holmes. Tra l'altro Marco Zatterin ha pubblicato un volume che si intitola, verrà presentato Sherlock Holmes contro Dracula, quindi insomma ci sarà anche qualcosa di curioso. Tavole rotonde, laboratori, proiezioni, un taglio scientifico e interdisciplinare mirato anche e soprattutto ai più giovani, con uno specifico focus dedicato all'educazione alla legalità. Avremo ospite il generale Rapetto che da anni frequenta le scuole di tutta Italia per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della rete e sulle tracce che si lasciano in rete e possono essere molto pericolose in maniera naturalmente inconsapevole anche. Attività concertate con l'assessorato comunale all'istruzione. Un laboratorio per le classi quinte della scuola primaria sulle tematiche ambientali che verranno affrontate anche con le scuole superiori parlando di crimini ambientali e invece per quanto riguarda le scuole medie andremo a parlare di crimini online e dei pericoli della rete. Ai ragazzi delle scuole medie che parteciperanno al momento di approfondimento all'Auditorium di Santa Caterina dedicato ai crimini online verrà omaggiato un libro dal titolo significativo ed eloquente Sai quali tracce stai lasciando sui social network, e inviterò ovviamente tutti i ragazzi a leggerlo in maniera approfondita.